Eccoci qua, gentili telespettatori, buongiorno a tutti, regolarmente in diretta da Gorizia, un attimo di pazienza che stiamo facendo le interviste al volo per quanto riguarda il nuovo punto che è stato ricavato all'interno dell'ente fiera. Eccoci qua, siamo all'interno dell'ente fiera di Gorizia dove c'è il nuovo punto vaccini. Adesso andremo a sentire un po' le opinioni da parte delle persone presenti. Ci spostiamo un attimo, adesso andiamo a sentire se il sindaco di Berna, lo peschiamo proprio al volo, siamo in diretta dal volo. Signor sindaco, possiamo fare al volo proprio in diretta, ci giriamo da questa parte, poi passiamo in presa in diretta. Ringraziamo Rodolfo di Berna. Allora, signor sindaco, quest'oggi si apre questo punto vaccini in provincia di Gorizia, ricavato all'interno dell'ente fiera, un altro tassello per la composizione del puzzle, no? Sì, ma è un tassello anche importante perché è una batteria di fuoco, come ho ricordato prima, mi sposto così, è una batteria di fuoco davvero eccezionale, perché sommando il nostro punto vaccini a quello di Monfalcone siamo in grado davvero, quando arriveranno un numero di vaccini adeguato, saremo in grado di vaccinare più di 2.000 persone. Considerando quante sono già state vaccinate in questo momento nell'Isontino, dalle forze dell'ordine, personale medico, paramedico, e quella fascia di età che in questo momento non viene vaccinata, noi stimiamo perciò che se ci fossero i vaccini, in 2 mesi noi saremo in grado davvero di vaccinare, visto che le vaccinazioni inizieranno alle 8 del mattino e finiranno alle 8 di sera, 12 ore, salvo un'ora di pausa. E rispetto all'opzione iniziale che avevamo proposta a Gorizia, l'Unione Didattica Goriziana, nel corso del tempo sono mutate le esigenze e a questo punto perciò l'unica struttura poteva essere, non poteva che essere questa. Ecco perché ringrazio la Camera di Commercio, ma ringrazio anche la Regione che oggettivamente si sta attrezzando in modo davvero eccezionale, nel senso che se la soglia che il governo nazionale vuole traguardare è quella dei 500.000 vaccini al giorno, noi come Regione Friuli Venezia Giulia, se la proporzione rimarrà immutata rispetto a quella dell'Isoltino, noi saremo in grado di offrire un aiuto alla vaccinazione nazionale in proporzione ancora superiore. Perciò bene ha fatto la Regione a spendersi proprio per essere pronta, ripeto, pronta ai vaccini che, come tutti sappiamo, ai noi, il vero problema è questo: quando arriveranno e quanti arriveranno. Certo. Senta, adesso è semplice, no, dire, l'ha sottolineato anche lei, avete trovato la struttura e finalmente si può partire, però le difficoltà, come ha sottolineato, sono state tante, no? Tante, certo, anche perché le esigenze iniziali sono mutate nel corso del tempo, anche proprio, tant'è vero che dai 3 box che si pensava all'inizio siamo arrivati a 10 box, ma possono raddoppiare volendo, come vedi lo spazio alle spalle, se fosse necessario, qui abbiamo la possibilità di raddoppiare. Non solo, ma una cosa è superare un periodo di emergenza, altra cosa è sapere che queste strutture non le abbandoneremo quest'anno, che non si pensi che non sia necessario un richiamo del vaccino il prossimo anno. Del resto l'antinfluenzale uno lo fa ogni anno. Certo, adesso abbiamo bisogno di 2 somministrazioni, mi auguro che nei prossimi anni i vaccini prevedano perciò non una vaccinazione con richiamo, ma un'unica vaccinazione. Però pensare che si riesca a debellare il contagio con tutte le sue diverse varianti in tutto il mondo nel volgere di pochi mesi è assolutamente impensabile. Perciò noi dobbiamo prepararci a continuare a farci i vaccini nel 2022, nel 2023, nel 2024. C'è un'abitudine con cui dovremo necessariamente convivere. Ecco perché strutture fisse collaudate serviranno sempre. Bene, grazie al signor sindaco Rodolfo di Berna. Vediamo adesso se riusciamo a prendere al volo qualche altro personaggio. Si è appena conclusa, come detta, la conferenza stampa, poi nella prossima edizione vi proporremo, questa propria edizione, l'esce rapida che si è attivata a termine proprio della conferenza stampa. Adesso sentiremo Foggiana, anche il direttore, vediamo se l'ha battuto. Abbiamo raccolto anche una dichiarazione da parte dell'assessore Riccardo Riccardi. Soprattutto abbiamo sentito anche la viva voce del sindaco di Gorizia, Rodolfo Di Berna, che ha un po' raccontato i dettagli
come è andata in porto questa operazione. Sembra tutto facile per organizzare queste cose, ma potete solo immaginare i cavilli burocratici in corso. L'assessore Riccardi ha appena lasciato Gorizia, sta raggiungendo Trieste, perché tra pochi minuti arriverà anche la ministra Gelmini. Dunque abbiamo registrato, e ripeto, ve la proporremo più tardi nel corso della prossima edizione del nostro audio video giornale. Lasciamo un attimo, vediamo se il direttore Poggiana si scambia una battuta al volo. Eccolo qua. Un attimo di pazienza, lasciamo che i colleghi operano hanno avuto tempo. Vediamo se il direttore Poggiana Questo macchinario è arrivato, sta arrivando. Lo so, sta Ecco, abbiamo anche realizzato le immagini chiaramente all'interno per quanto riguarda la posizione dei box. Faremo, ripeto, vediamo se riusciamo a beccare al volo. Direttore, buongiorno, friulitv.net, una battuta al volo. Finalmente si è riusciti a far partire anche questo punto che è a Gorizia, no? Sì, è una tappa importante di avvio di una campagna vaccinale cosiddetta di massa, perché il numero di popolazioni attualmente attive e quelle eventualmente attivabili in relazione alla dotazione di vaccini sufficienti ci permette di vaccinare più di 1.000 persone al giorno solo in questo settore. Abbiamo sentito il sindaco, è stata dura, ma alla fine chi la dura la vince, no? Ma sì, insomma, diciamo che è stata dura perché abbiamo trovato tutti gli enti dalla fondazione, la Camera di Commercio e il Comune che come sempre in questo paese nei momenti di difficoltà è capace di mettersi insieme e fare squadra per rispondere al problema. Bene, ringraziamo il direttore Poggiana, che lo lasciamo ai suoi impegni e lo ringraziamo per la... Adesso vediamo al volo se riusciamo a fare Silvana Romano come assessore di competenza comunale. Allora, due battute anche da parte tua. Silvana, abbiamo sentito Ziberna e abbiamo sentito Poggiana. È stato un lavoro duro, complicato, causa, come sappiamo, non solo la pandemia, ma un po' tutto il sistema burocratico, ma alla fine il risultato è arrivato, no? Alla fine ce l'abbiamo fatta, noi come ambito ci stiamo attivando per il trasporto delle persone, per portare non solamente gli anziani ma tutte le persone in stato di necessità di portarle dal centro, da casa loro, qui in questa struttura. Ce l'abbiamo fatta ed è un invito da parte mia a tutti i cittadini: vaccinatevi e vaccinatevi per cortesia. Bene, grazie Assessore, grazie anche ai nostri amici alla visione e all'ascolto. Vi diamo appuntamento intorno alle 13:30 con la prossima edizione del nostro audio video giornale. Per il momento da Gorizia è tutto, gentili signore e signori, buongiorno. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo azienda Claudin.
locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, Food, Wine, Music e sei in pole position.